PRG 589, questo diciamo il nome tecnico, ma dietro la sigla, che ai profani non dice nulla, di fatto si intende il bastone estensibile antiaggressione in dotazione già ad alcune polizie locali quali Udine e Modena. L'oggetto piace anche alla polizia locale di Vicenza e l'amministrazione ha fatto richiesta di potersene dotare. Non è considerata arma e quindi siamo andati a sollecitare, visto che è legge regionale, l'uso di questo bastone PRG 580 per dare più sicurezza ai nostri agenti in situazioni molto spesso difficili, come è già accaduto. Dalle multe alle pattuglie antidegrado, gli agenti della polizia locale di Vicenza in prima linea per combattere quella fastidiosa microcriminalità fatta di degrado e spaccio che fa sentire insicuri i vicentini. Attività che però espone gli agenti a nuovi rischi e aggressioni. Quest'estate un agente è stato morso ad un dito. Controlli sempre più frequenti che nelle zone calde della città hanno reso i frequentatori malintenzionati sempre più aggressivi. In queste situazioni difficili, infatti, questo bastone può tenere a debita distanza la persona che può recare danno ai nostri agenti. Già dotati di spray urticante, l'amministrazione, in attesa che vi sia il via libero per sperimentare in città il taser, punta sul bastone antiaggressione. Intanto si lavora anche alla nuova postazione fissa in Campomarzo. 100.000 euro sono già stati stanziati per riadattare l'ex biglietteria SVT davanti alla stazione, con tanto di videocamere e adeguata illuminazione. Abbiamo fatto un sopralluogo in settimana per valutare lo stato dello stabile e saranno dei lavori di primaria importanza come l'impianto elettrico, l'impianto di caldaia e riscaldamento, ovviamente una recinzione perché per tutelare la sicurezza dello stabile dei nostri agenti e delle vetture. Contiamo in questo periodo di essere l'anno prossimo già operativi all'interno dell'ex biglietteria con il distaccamento del presidio fisso.